Bene, siamo in diretta, scominciando. Belli numerosi, carichi. Questo è il 55esimo festival di Carnavalone. Sono 55 anni che siamo su questi palchi, non su questo, abbiamo iniziato in quello di Promania e adesso siamo finiti purtroppo per noi perché venite sempre più numerosi e purtroppo siamo venuti qui in questo locale molto più grande, molto più capiente, molto più comodo. Regia, grazie. Una domanda solo al volo. Domenica scorsa come siamo andati? Bene? Non mi sento entusiasta. Come siamo andati? Così mi piace. Vogliamo andare meglio o peggio stasera? E noi ci proveremo ad andare meglio. Intanto mi preme così fare una piccola così. Per iniziare voglio salutare un paio di persone che sono a noi molto care. Intanto Franco che ci sta vedendo grazie a BC TV, è il nostro collaboratore che quest'anno purtroppo non può essere con noi, ma voglio dare un grande benvenuta a una signora che ha grinta da vendere e che ci infonde grinta, che ce ne dà, ce ne carica tutte le volte che la vediamo. La ringraziamo che è qui perché viene tutti gli anni e anche quest'anno è voluta essere presente qui una signora che in questo paese si fa vedere e sentire spesso e volentieri, Rina Lattu. Grazie Rina. Siamo stracontenti di averti con noi. Una signora che non vi ricordo, la conoscete, sapete come è fatta, sapete quello che fa. E non solo non si sta fermando, ma c'ha già dei progetti per il futuro, l'altra sera in una riunione si è parlato già di cose per il futuro, tutto manuale di proseguire, siamo in piano, non stiamo scherzando di cosa viene altra. Niente, un'altra persona che vorrei salutare, che domenica scorsa, chiedo scusa, mi sono dimenticato, la nostra amica Giovanna, non vi dico quale Giovanna, ma lei sa di chi stiamo parlando, anzi farei un applauso anche a queste persone che purtroppo non possono essere con noi qui stasera. Un saluto particolare lo voglio dare a tutti quelli che sono collegati tramite BC TV che non possono essere presenti qui con noi per vari motivi. Sappiamo che tanta gente vorrebbe essere qui con noi stasera, ma purtroppo non possono essere per tanti motivi. Li salutiamo, c'è gente che non si può andare neanche dal letto, quindi li salutiamo cordialmente, cerchiamo di essere vicini a loro per tutta la sera. Cosa vi posso dire ragazzi? Abbiamo iniziato domenica scorsa in una mezza ispedata, giochiamo su una mezza per Fedez, che abbiamo mancata un pelo, mancato un'anca dessa mezza mancata, ma avevamo stupito con chi era il sostegno dessa mezza domenica scorsa, chi era presente lo sa. Allora, chi mi ha aiutato domenica scorsa qui sul palco? Vabbè, non siete preparati. Chiudiamola qui. Ok? Bene, ve lo dico io che mi ha aiutato domenica scorsa come da tanti anni qui, Marcella e Tiziana. Eccoli, sentite, meravigliose. Buonasera a tutti! Buonasera! Allora, pensate cosa hanno pensato queste ragazze? Mi hanno visto le scarpe così, guardate come sono portate. Cioè non mi sono adeguato io al loro abito, sono loro che sono adeguati alle mie scarpe. Analoga. Se si prendono i sardi, gli italiani come te? Un po' così, un po' così, perché non pensi, dai. Beh, anche piacere, ve lo mischiamo in un pacchetto come per poterlo andare. BC TV sei in diretta? Ciao Bustiano! Grazie! Presente! Cristiano ci supporta e ci fa andare a dire a sapere un capo di suo mondo. Grazie Cristiano, sempre presente, sin pazienza, che noi abbiamo stressato su un pacchetto, quando viene da non sapere e li pretendiamo la mia scosetta che ma lui con tanta pazienza ci supporta e sopporta soprattutto.
Allora Giancarlo, prima di iniziare il caretto ti voglio ringraziare, cosa riducia chi non ha dato. E come riconoscimento ti chiedo la cosa più sacra e cara di Yuko. Aspetta, io sto con questo diretta Renato. Renato! Ciao Renato! Renato, non ti preoccupare, la tua è scollita. Comunque, la cosa più cara è la falla. La farfalla. Lei si è stupata di nostra. Vabbè, io... Nostra Giancarlo. Uguale sapete. Anche come sono chiede. Ma io Ok, siamo completo. volevo ringraziare di questo pensamento che ha fatto dei signori, una farfalla, si gira, So, se ti devo lasciare la bascusta. ascolta, ma è una bella. No, io Seriano non si può vedere. Ah, vabbè, Però basta la busta. comunque tutto Mansaro, può tornare, si viene sul caffè, uno marito. Mannato, ti faccio un bello regalo e io qua tutto regalo, ma sai, ti ringrazio che mi calmatese adesso non faccio tutte le mie quando dopo lo sedo. Ho visto? Un applauso a Renato, nulla. Renato, Ma mi ha avvisato di me prima che ja se ne sta pensando, e mi spieghi più curva, come di sicuro che cosa la provvista non ho fatto la casa in quindi, che cosa mi guarda? Tu non ti parte, so. Bene ragazzi. Però aspetta una cosa, ma noi quantos annos este che siamo anche sopra di questo palco di stagione parrocchiale di presentare questo festival? Quantos annos? Deve essere ora, Io come un pacchetto del sacro, io ma a memoria mia per essere una figlia di Quindi forse no, però quasi. siete capiti, Capisco chi non si travaglio come quando uno sta per tantos annos, ovviamente perché è cantato, poi una promozione la deve dare, no? Una qualifica, una qualche cosa. lei si dozzi in mano, gol cannacolato tanto, vedi? Siamo già e qualifica di altre scherzi. Sì, mi sembra sprecata. Come voi, la certificato di stipendio non si dai, non sanno. Su cacessi, tanto sempre abbastanza che su Matessi ti dica proprio lo sapete, che bisogna ringraziare comunque. A questo caso dica, tra l'altro, lui che sta sopra, questo un compaesano nostro che è tornato oggi apposta proprio sul caro Saccare, che è Giovanni Borgo, che viene da mandare la mano. Grazie Giovanni! Come nella vecchio saggio, si lo sporco che muore la carnevale e tornano. Era, mi parli di lei. come te sei divaga. Cambiare meglio, no? Allora, Di altre scherzi. no, Si promozione. Qualifica di altre scherzi, come voi siete in allora, noi abbiamo visto una cosa. In Sanremo, beh, si presentatore ovviamente, e poi ci sono le conduttrici. Questa Bianca, un zero e a fare. Noi sempre in occhio. Aspetta. Che legidatura. Ma io non voglio tornare a Sanremo prima, ma questa scoconduttrice del Sanremo, qualche cosa da dare pure al suo presentatore. Ma sa farfalla da che l'ha data. Non si può volare. E che gusto una bombasta. Ovviamente. Quindi da scherzo è una qualifica del co-conduttrice. Esatto. È una cosa che possiamo chiedere al pubblico? Ci sostenete? Io chiedo di mandare sul pubblico degli accordi che gli diamo questa qualifica. Anche se vabbè. Non è d'accordo il pubblico. No, no. Infatti, Chi non fa questa ma serata? d'accordo, Tessi, non sei di accordo di dare sul titolo di co-conduttrici? Oh! Forza, volume! Bene, ufficialmente vi dichiaro insignite dell'onore di No, vabbè, la spia ha bisogno, Giancarlo, la spia... conduttrici. Va Va bene, bene. contenta se... Vai, grande! Finalmente! Quando lo scambia, A questo punto io mollassi in mano di solo. Esatto, come ti capote scurare? Ho dato un testimone. Io mollassi in mano Arbonasa, vi dico la palla e mi dico. Grazie. Addio, Allora, un attimo.
poco, con tutti gli uffici abbiamo l'onore di presentarvi un grandissimo presentatore. Ecco a voi, conduttore Giancarlo! Un applauso a Giancarlo! Ma nessuno l'ha fatto tre t'ha fatto Giancarlo, fatto t'ha fatto. Dai, non potremmo stare con te adesso. Per me è una sorpresa, poi ringrazio, non me l'aspettavo, sono emozionato, cosa posso dire? Mi sosterrò finché posso, ma vi lascio probabilmente... È il caso di iniziare. Sì, diciamo che forse è meglio iniziare con la sigla della nostra brava... Tutti fuori! Li ringraziamo adesso perché hanno lavorato tutti in modo eccellente. Grazie! Ciao! Lavorate per noi, Sono più concentrata già. Ciao! Allora iniziamo subito col festival facendo salire i bambini Della scuola materna. no. Allora la scuola materna statale su pronti? Tu devi cantare? Allora Bambini, volete cantare? Dai, su! Lino che belli questi bambini, forza! Questa è la scuola materna statale. Scuola dell'infanzia, mi correggono. Noi siamo già Santica, non è che non ho asilo. Tutti su. Allora bambini, giratevi. Allora, i bambini ci cantano Carnevale alle... Yeah.
purtroppo bastante pururista e non si busca una cratea. Vabbè. Allora nel frattempo si può cantare Letizia che ci canta La mia banda suonerò. Girati però, La mia banda suonerò, tutto il resto lo resto. Va bene che da noi fare tutto un'emergenza. È un rock bambino, soltanto latino. Una musica che è speranza, una musica che è pazienza e come il velo che passa. Con un carico duro, eravamo alla stazione, sì, ma dormivamo tutti. E la mia banda suonerò, l'ha visto e non c'era, perché quel giorno lì mi seguivano a quanti la mia banda suonerà e cambia faccia all'occorrenza. Quando il trasformismo è diventato un'emergenza, ci vedrete così, come brutte ballerine, ci vedrete danzare come giovani cantare, ci vedrete cantare la macchina bloccata, la luce da bravata, la musica è passata e un rock bambino, soltanto latino, una musica che è speranza, una musica che è pazienza e come il velo che passa, con un carico duro, eravamo alla stazione, sì, ma dormivamo tutti e la mia banda suonerà, l'ha visto e non c'era, perché quel giorno lì mi seguivano a sua timera, non la mia banda suonerà eterna partenza, viaggia appena con le medie, motivazione di questa è un rock bambino, soltanto latino, viaggi senza passaporto, noi dietro con tanto corpo, lui si ferma che tu fa breccia nella porta, in fondo viene a dirti che la tua anima non è morta e non si Bravissima Letizia, un applauso! Brava! Allora, la settimana scorsa hanno cantato tutti i bambini, purtroppo uno era assente e quindi stasera lo chiamiamo per primo. Gli altri bambini faranno soltanto un ritornello della loro canzone, mentre questo la canterà per intero. Ecco a voi Giuseppe
Cosa ci canti, Giuseppe? Allora, aspetta, cosa canti? Una donna che semina il grano. Una donna che semina il grano. Volta la carta. Così è il titolo? Ah, ci siamo? C'è una donna che La scenetta che andiamo adesso a presentare si intitola Il cinema, o meglio Al cinema. Un po' di silenzio.
capiscono le battute. Al cinema.
se vi portate anche le sedie, così almeno li vediamo subito al palco. E ovviamente iniziamo, dato che ci hanno promosso e siamo